Io Giovanni Giusto, la mia collega Monica Poli, leghisti, passiamo al gruppo misto. Io prendo questa decisione di passare al gruppo misto, mantenendo l'impegno, sostenendo il sindaco Simone Venturini. L'annuncio arriva come un fulmine a ciel sereno durante la prima seduta del Consiglio Comunale dell'era Venturini. Monica Poli e Giovanni Giusto, il primo e il terzo tra i candidati più votati della Lega alle ultime elezioni, lasciano il partito per confluire nel gruppo misto. La polemica è tutta interna alla Lega, dalla quale sia Poli che Giusto non si sono sentiti rappresentati e sostenuti, nonostante le preferenze raccolte. Quando il voto non conta nulla, quando le cose fatte non vengono tradotte in meritocrazia, in Lega siamo invisibili. Basta. Già penalizzata da un voto che nelle amministrative veneziane l'ha vista crollare dal 12 al 4%, la Lega scompare così dal Consiglio Comunale. O meglio, sopravvive in giunta con gli assessori Costalonga e Brunello, ma scompare dall'Assemblea. Giusto e Poli sostengono di non aver visto riconosciuto il loro merito nell'evitare al partito un risultato peggiore alle urne. Dico solo questo, il rispetto dei cittadini che ci hanno votato e questo è. E noi con questo gesto abbiamo voluto proprio dimostrare che prima ci sono i cittadini. Il 30% dei consensi sono soltanto miei e suoi, soltanto in due. Diciamo anche il 50, 615 preferenze. Senza calcolare esatto quelli che sono stati annullati, eccetera, c'è un casino. I due consiglieri si sono riservati di entrare nel merito della decisione in altra sede. Il 4% della Lega aveva portato all'elezione di soli due consiglieri, Poli e Costalonga. La conferma di Sebastiano Costalonga all'assessorato al commercio aveva quindi portato al ripescaggio di Giovanni Giusto, mentre il secondo dei non eletti, Riccardo Brunello, è entrato a Cafarsetti come assessore ai lavori pubblici. Subito al lavoro per la nostra città. Nulla cambia in termini di numeri nel sostegno della maggioranza. Peraltro i numeri sono tali che la maggioranza rimarrebbe in piedi anche senza l'appoggio degli ex consiglieri leghisti. Il primo consiglio della nuova mandatura si era aperto con l'abbraccio tra Simone Venturini e Andrea Martella. Il neosindaco aveva quindi salutato quasi uno ad uno tutti i consiglieri prima di esporre le linee del suo mandato. Abbiamo una variazione di bilancio importante perché dobbiamo allocare nuove risorse, perché la guerra in Iran ha fatto schizzare i costi energetici, quindi abbiamo 8 milioni da trovare per sostanzialmente coprire gli extra costi delle bollette del comune, per farla semplice, ma poi anche investire delle risorse per la riqualificazione e rigenerazione urbana, quindi molto bilancio, molto urbanistica nel mese di luglio, molta attenzione al territorio, girerò molto in queste settimane per andare a vedere proprio nei quartieri e nei territori non solo i problemi ma anche le grandi opportunità.